Siamo distrutti dal dolore, così la mamma del giovane poliziotto indagato per l'incidente stradale in cui ha perso la vita il 17enne Davide Pavan. Domani l'autopsia sul corpo del ragazzo. Senza pace anche la giovanissima fidanzatina del 17enne. Mi sento persa senza di lui, era unico e speciale. Gli amici stanno preparando una veglia per ricordarlo. Fino ad oggi in Veneto 7.500 segnalazioni all'INPS su presunti casi di reddito di cittadinanza percepito illecitamente. L'ira della regione, la misura si è rivelata un fallimento. Dopo le accuse di presunte molestie e firme sul web per chiedere la sospensione delle adunate alpine, il presidente Ana Favero così si coinvolge l'intero mondo alpino, rispettoso e portatore di valori. Barista rifiuta di servire il cliente ubriaco, ne nasce una violenta rissa, intervengono i carabinieri, è successo a Mogliano. Giornata di passione lungo la Nualese per gli automobilisti. Il cantiere per i lavori urgenti di rifacimento della rete fognaria unito a quello della nuova rotatoria provoca code e rallentamenti. Il Moco Volley, campione d'Italia per la quinta volta, lo scudetto più difficile, per questo più bello, spiega il patron Garbellotto che spinge le Pantere a concentrarsi sull'obiettivo Champions e ammette forse un ciclo è finito, ma pronti a rinnovarci. Telespettatori di Antena 3, buonasera, ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso, in primo piano ancora la tragedia di paese. Siamo distrutti dal dolore, così la mamma del giovane poliziotto indagato per l'incidente stradale in cui ha perso la vita domenica sera il 17enne di Morgano Davide Pavani. Intanto gli amici proprio a Morgano stanno organizzando per lo studente del Planck una veglia e un incontro al campo sportivo. Siamo distrutti dal dolore per la morte di quel povero ragazzo, siamo troppo abbattuti da questa tragedia, non riusciamo a far altro. Ci risponde così, con gentilezza, la signora Yolanda, mamma di Samuel Seno, quando la contattiamo per capire se desideri rivolgere un messaggio all'altra mamma, quella di Davide Pavan, lo studente morto domenica sera a Paese, travolto dall'auto guidata dal 28enne agente della questura di Treviso. Preferisce rimanere in silenzio Yolanda, anche e soprattutto, ci dice, per il rispetto del dolore dei genitori di Davide. C'è un filo che le lega, Yolanda e Barbara, due dolori differenti, profondi, che in qualche modo si cercano, ma allo stesso tempo per pudore, per intima comprensione, rimangono a distanza. Barbara ha voluto il numero di telefono di Yolanda. Non so neanche mai se lo userò, sinceramente. Non la voglio vedere adesso, anche se lei non ha colpa. Entrambe sanno che non sono le parole ora il mezzo più giusto per condividerlo, il dolore. Lo sarebbe forse di più uno sguardo. Yolanda, mamma del giovane poliziotto sotto inchiesta per omicidio stradale, positivo all'alcol test domenica sera con un tasso nel sangue di 1,10 grammi per litro, ha contattato il parroco di Morgano, don Mario Vanin, esprimendogli il desiderio di incontrare i genitori di Davide. La stessa volontà di suo figlio Samuel, ma ora, ha risposto il sacerdote, è troppo presto, perché lo strazio di Barbara e del marito Claudio è inumano. 2 giorni che non dormo. E vado sempre in camera sua per vedere se c'è. A dargli i baci, perché gli do sempre tanti baci. Alla sera e la mattina prima di andare a lavorare. Sempre, sempre. 17 anni che gli do baci, mattina e sera. Non salto una volta. Adesso vado là e bacio il cuscino che ce l'ha. E gli ho detto a mia moglie di non lavare la roba per sentire ancora il suo odore. A Morgano gli amici di Davide stanno organizzando una veglia e un ritrovo al campo sportivo, ma la data rimane da stabilire. Domani sul corpo dello studente del Max Planck verrà eseguita dal medico legale Alberto Furlanetto l'autopsia, un atto dovuto, disposto dal PM Mara De Donà per avere un quadro completo di ciò che è avvenuto in via Olimpia l'altra sera, quando Samuel ha salutato i compagni del rugby paese mettendosi al volante per rientrare a casa. Nel suo sito la società ha dedicato alla giovanissima vita stroncata un post dal titolo Nel silenzio. La foto di Davide in sella alla sua amata moto e una citazione di Tiziano Terzani, così da unirsi al dolore insopportabile, si legge, della famiglia Pavan. Una tragedia che ha sconvolto inevitabilmente anche la vita della giovanissima fidanzatina di Davide. Sono sempre qua a casa, ogni tanto vado a casa sua, non riesco proprio a fare niente senza di lui perché mi sento veramente persa e questo non doveva succedere per Davide. Era una persona speciale che non si meritava questo. Dal giorno della tragedia non riesce a dormire Lucrezia, pensa sempre a Davide e non si dà pace per quello che gli è accaduto. Eravate molto legati.
Sì, ci vedevamo praticamente quasi ogni giorno e adesso non so come farò. Davide aveva 1000 attenzioni per te. Faceva di tutto, quando era triste mi portava a mangiare le crepe perché sapeva che mi piacevano tanto, faceva l'impossibile, veramente, mi portava fiori, regali, tutto, lui era... è come se fossi il mondo per lui e lui lo era per me, ovviamente. Quelle calle sono uno degli ultimi regali che ti ha fatto. Sì, proprio è stato l'ultimo che me le ha portate domenica, che venendo qua le ha viste su un fosso e si inventava veramente di tutto con quel poco che aveva. I ragazzi, quando non erano insieme, si seguivano anche a distanza grazie a delle applicazioni scaricate nel telefono in grado di comunicare ogni spostamento. È stata Lucrezia ad avvisare i genitori di Davide che era successo qualcosa. Osservando la posizione del ragazzo nel GPS, ferma per sempre in quel punto maledetto dove è stato investito. Sì, sapevamo sempre tutto di tutti e due veramente, e anche un comando rapido sull'iPhone che se io lo schiacciavo gli arrivava direttamente un messaggio con scritto tipo che stavo male, di chiamarmi e neanche il tempo di mandarlo che già ricevevo la chiamata, era veramente bello. Di perdono Lucrezia non vuole sentire parlare, il dolore è troppo grande. Perché con la morte di Davide è come se fosse morta anche una parte dentro di me. E intanto l'associazione delle vittime della strada riaccende il dibattito sulla certezza della pena. C'è da fare molto sul piano dal punto di vista della giustizia. È una legge, quella dell'omicidio stradale, che deve essere perfezionata. Rivedere la legge sull'omicidio stradale, quella legge per la quale l'associazione familiari vittime della strada si è battuta per anni, ma per Conte Bortolotto ora è necessario fare di più. E noi abbiamo sempre chiesto delle pene certe e congrue, perché così quello che capita poi veramente devasta ancora di più i familiari quando ci troviamo a avere a che fare con delle pene irrisorie che veramente ci offendono. Ma la fase repressiva deve accompagnarsi anche quella preventiva, con campagne di sensibilizzazione che entrino non solo nelle classi ma anche nelle scuole guida. I corsi per l'acquisizione della patente è fondamentale, vengono impartite delle nozioni sul dopo, cioè sulle conseguenze di una guida sconsiderata. Campagne mirate che possono arrivare anche al momento del rinnovo della patente a chi l'ha conseguita da anni, e poi un'azione di sensibilizzazione che parli ai più giovani con il loro linguaggio attraverso quei canali come i social che usano abitualmente. Ma la prevenzione deve necessariamente entrare a scuola. Un passo importante è stato fatto attraverso il protocollo firmato qualche giorno fa dalla Regione Veneto, ma per Conte Bortolotto bisogna che l'educazione stradale entri tra le materie insegnate in classe alla pari di tutte le altre. Noi abbiamo mandato una lettera al Ministero perché venga attivata l'educazione stradale in ogni scuola di ogni ordine e grado, come prevista dalla legge del codice della strada ancora del 92. Non si capisce perché non sia stata attivata. Le polemiche adesso sul reddito di cittadinanza, una misura da cancellare per la Regione. In queste ore proprio la Regione ha segnalato all'INPS migliaia di percettori che potrebbero non possedere i requisiti per beneficiare del sussidio. Quelle 7.500 sono la prima parte. Ieri ne sono partite ulteriori 900 segnalazioni. Pensate quanti soldi pubblici vengono buttati. 7.500 destinatari di reddito di cittadinanza segnalati all'INPS dalla Regione con il sospetto che percepiscano il sussidio senza averne i requisiti, e un altro migliaio per i quali l'iter inizierà a breve. A fornire il dato è l'assessore regionale al lavoro Elena Donazzana. Attualmente i percettori di reddito di cittadinanza in carico ai centri per l'impiego del Veneto risultano essere 12.800, di cui l'81% è in corso un patto per il lavoro, mentre il restante 19% è in attesa di convocazione. Nel 2021 i nuclei
familiari in Veneto percettori di almeno una mensilità di reddito di cittadinanza sono stati in Veneto oltre 40.000 per un totale di 88.200 persone coinvolte. Nel mese di febbraio di quest'anno lo hanno percepito oltre 40.000 soggetti, con Verona come provincia maggiormente coinvolta e Belluno fanalino di coda. Numeri su cui non è facile vigilare, dice Donazzan, da sempre fortemente critica su questa forma di sostegno. Dall'inizio io ho pensato che il reddito di cittadinanza fosse sbagliato perché non risponde all'esigenza di sostenere le persone in povertà che hanno però voglia di uscire da quella povertà, perché questo dobbiamo fare. Uscire dalla povertà vuol dire trovare un posto di lavoro, ma il reddito di cittadinanza è diseducativo e soprattutto fa lavorare in nero, perché ci sono persone che percepiscono, vanno anche dai nostri ristoratori che stanno cercando personale e gli dicono: io ho il reddito di cittadinanza, se mi assumi in nero è una contraddizione, io vengo altrimenti no. Un vero e proprio ricatto, dice Donazzan, per non parlare della penalizzazione che ha vissuto il lavoro stagionale, quello sud-nord. Difficile trovare qualcuno disposto a spostarsi, meglio affidarsi al sussidio statale. In una telefonata proprio di un centro per l'impiego la persona dall'altra parte ha risposto: ma mica mi troverà il posto di lavoro, vero, perché perdo il reddito di cittadinanza. Ora questo credo che sia veramente il paradosso. Il reddito di cittadinanza è sbagliato e va veramente cancellato. Troviamo misure diverse per le persone con povertà, ma tutti gli altri devono trovare e rispondere al posto di lavoro. Dalle polemiche sul reddito di cittadinanza a quelle sul reddito di emergenza, la misura che era emergenziale per la pandemia, il caso di questi giorni a Treviso, scoperto dalla Guardia di Finanza con i 101 migranti che l'hanno percepito illecitamente, mentre continuano le indagini, è inevitabile anche il dibattito politico. Penso che alla fonte devono essere controllati questi ragazzi, perché è troppo facile dire è colpa loro. Molti di loro sono analfabeti, vengono in situazioni difficilissime, non sanno neanche dove sono e gli fanno firmare dei moduli. Allora secondo me bisogna veramente trovare le modalità perché siano i CAF che controllano. Poi ci sarà stato anche qualche furbetto. Antonella Tocchetto, esponente del Partito Democratico, invita a non trarre conclusioni affrettate dalla vicenda che ha visto un centinaio di migranti individuati dalla Guardia di Finanza di Treviso per aver percepito il reddito d'emergenza assegnato alle persone in difficoltà a causa pandemia, senza averne però diritto in quanto ospiti di centri d'accoglienza. Spetterà alla magistratura far chiarezza e appurare, aggiunge Tocchetto, se vi siano altre persone coinvolte. Sulla stessa linea il leghista Alberto Villanova. Sicuramente c'è qualcuno che li ha aiutati per percepire questo reddito aggiuntivo, perché mi sembra strano che delle persone che sono arrivate in Italia da poco e probabilmente non parlano la nostra lingua riescano a compilare tutte le carte che servono, anche perché leggevo che serve un CAF per depositare queste richieste, quindi vuol dire che c'è qualcuno che probabilmente le ha preparate per loro. E l'operazione delle Fiamme Gialle ripropone la discussione intorno al reddito d'emergenza e alle altre misure messe in campo in questi anni dai governi che si sono susseguiti. Per Tocchetto e Villanova questi contributi economici vanno rivisti, superati e soprattutto bisogna garantire che vengano percepiti da chi ne ha davvero bisogno. Vanno bene, ma vanno date alle persone che hanno veramente bisogno, alle persone che sono veramente in stato di necessità. Troppe volte vediamo che questi sussidi vengono elargiti a persone che non ne hanno diritto o che dopo li usano per farci guadagno, per lucrare e per portare via le persone che veramente ne hanno bisogno. L'emergenza c'è ancora. Nei casi appunto dei redditi bisogna sicuramente controllare. Alcuni ne hanno bisogno, molti hanno perso il lavoro e noi dobbiamo proteggerli come società. C'è un'altra polemica che in questi giorni si sta infiammando, è quella relativa alla vicenda delle presunte molestie. Durante la Dunata Nazionale degli Alpini di Rimini è stata avviata una petizione online con già 11.000 firme per chiedere la sospensione delle adunate per 2 anni. In queste ore è arrivata la nota del presidente nazionale degli Alpini, Sebastiano Favero, che vediamo nelle immagini, proprio su questo fatto. Prendo atto che su episodi di molestie incresciosi e dall'ANA già condannati si voglia con questa sottoscrizione coinvolgere l'intero mondo alpino, che ha dato prova invece di un comportamento rispettoso con una sfilata di domenica dove è stato ribadito il nostro impegno per la condivisione, la fratellanza e la pace. Nel condannare i fatti di molestie e chi li ha compiuti, continua e conclude Favero, ribadiamo che l'ANA e i suoi associati sono da sempre portatori di valori identitari e solidari. Dunque Favero dice ingiusto coinvolgere l'intero mondo alpino che è portatore di importanti valori. E poi rivediamo l'assessore
l'assessore Donazzani, in questo caso esponente di Fratelli d'Italia, che parla di una vera e propria polemica pretestuosa e politica. Sempre a fianco degli alpini, perché li conosco, perché li conosciamo, perché sappiamo che quando c'è una dunata fanno innamorare le città, cambiano il volto in positivo, e a me pare invece una strumentalizzazione politica contro gli alpini e quello che rappresentano. L'assessore regionale Donazzan si schiera al fianco delle Penne Nere dopo le segnalazioni di presunte molestie durante la 93esima dunata degli alpini dello scorso fine settimana a Rimini. Alla vicenda oggi si aggiunge un nuovo capitolo con una petizione online che al momento ha raccolto 11.000 firme per chiedere la sospensione delle adunate annuali per 2 anni, in modo tale, spiega l'autrice dell'iniziativa, da dare un chiaro segnale che in quanto cittadini non siamo più disposti ad accettare un comportamento simile, svilente per le donne e per tutte le minoranze. È necessario che il Consiglio degli Alpini prenda dei seri provvedimenti. E proprio ANA, nelle ore immediatamente successive alle prime segnalazioni, era intervenuta con una nota. L'Associazione Nazionale Alpini prende ovviamente le distanze, stigmatizzandoli dai comportamenti incivili segnalati, che certo non appartengono a tradizioni e valori che da sempre custodisce e porta avanti. L'ANA, inoltre, continuava il comunicato, fa notare che ci sono centinaia se non migliaia di giovani che, pur non essendo alpini, approfittano della situazione. Aspetto questo rimarcato anche dall'assessore Donazzan. Molti non sono alpini, si comprano un cappello finto da qualche ambulante e poi figurano così di essere parte del gruppo. Una vicenda che per Donazzan va chiarita fino in fondo. Non mi convince nemmeno che si parli e non ci sia ancora nulla di dimostrato e si faccia veramente solo della polemica. L'assessore poi ricorda chi sono gli alpini, sempre in prima linea quando accade un'emergenza in Italia o all'estero, che si tratti di un'alluvione, di un terremoto o della pandemia. Sono quelli, ricordo anche a chi ha fatto polemica, che hanno tenuto giorno e notte aperti i centri per le vaccinazioni. Sono quelli che hanno raccolto 116 milioni in ore lavoro donate, sono volontari veri, vanno difesi e tutelati. E se qualcuno con l'occasione di una donata si è infilato a fare cose che non dovevano essere fatte, beh, questi saranno puniti. Adesso parliamo del traffico. È stata una giornata di disagi, quella di oggi a Quinto di Treviso, ma non solo, con lunghe code e rallentamenti lungo la Noalese, che sono arrivati in mattinata, quanto segnalano alcuni automobilisti, addirittura fino a 0 branco. A causare la marcia a rilento dei veicoli, i lavori urgenti di ripristino della fognatura comunale iniziati da qualche giorno e che dovrebbero terminare, salvo imprevisti, venerdì. Decine le segnalazioni da parte di residenti e automobilisti rimasti appunto incolonnati per parecchi minuti. Ai lavori urgenti per la rete fognaria si è aggiunto anche il cantiere della nuova rotonda sulla Noalese, che non ha certo aiutato quindi a limitare i disagi al traffico di questi ultimi giorni. Adesso a Mogliano invece, con una violenta rissa in un bar nella tarda serata di ieri, sedata dai carabinieri. Rifiuta di servire alcolici al cliente già ubriaco, ne nasce un alterco che si trasforma in violenta rissa. È successo nella tarda serata di ieri in un bar di Piazza Duca d'Aosta a Mogliano. Protagonisti un cittadino nordafricano alterato dall'alcol e il titolare cinese del locale. Dopo gli insulti sono passati alle mani, calci e pugni, finché il barista ha colpito il cliente con una bottiglia di vetro, ferendosi lui stesso, e gli ha spruzzato in volto dello spray urticante. Sul posto, chiamati dai residenti, i carabinieri di Mogliano, che hanno sedato definitivamente la rissa. Entrambi i contendenti sono stati curati dai sanitari del SUEM con alcuni giorni di prognosi. Pochi istanti di pubblicità, di nuovo in diretta. Rieccoci in diretta, è tutto pronto per la quarta edizione del Treviso Equality Festival, che mette al centro identità e affermazione di genere. 6 appuntamenti dal 13 al 22 maggio. Saranno tanti i temi trattati nella rassegna dedicata alla cultura LGBT e nella quarta edizione di Cupido Treviso Equality Festival dal 13 al 22 maggio. Un caleidoscopio di approfondimenti, spettacoli e momenti di aggregazione, questa volta tutti in presenza. Che festival sarà Cupido? Sarà un festival ricco di cultura, sarà un festival ricco di dibattiti, sarà un festival ricco di storie e identità. Parleremo di comunità LGBT e lo faremo aprendoci come sempre a tutta la cittadinanza.
Collaborazioni con realtà di rilievo della scena culturale e sociale del territorio, spettacoli, cinema e fumetto. Quest'anno si mira ad affrontare anche il tema religioso. Quali le novità? Le novità sono che ogni evento è in collaborazione con un'altra associazione cooperativa e sarà un festival frizzante e colorato a partire dal 13 maggio con spettacoli teatrali, 2 convegni, uno a tema transessualità nel mondo del lavoro e uno a tematica la religione nelle comunità LGBT+. Poi presentazione fumetto e film al Cinema Edera di Treviso e per finire con uno splendido Opera in Love. Lo sport, il volley con la leggenda dell'Imoco Conegliano che continua, il 5° scudetto e il 4° consecutivo è arrivato ieri sera. Porro per Jordan Larsson, Murata da Raffa Folì, la chiude lei, 15-8 al tiebreak, la Prosecco d'Occhi Imoco Volley Conegliano vince 3-2, gara 4 della finale scudetto. Più forti di tutto, della pressione di dover vincere essendo favorite, dell'agguerrita concorrenza di avversari che cercano invano di detronizzarle, della inevitabile sazietà di chi in 10 anni conquista qualcosa come 16 trofei. In gara 1 era arrivata una sconfitta al Palaverde che sembrava farle scricchiolare. Nella prima parte di gara 2 pareva a tutti che anche le Pantere Indomabili avessero alzato bandiera bianca. Invece siamo ancora qui a raccontare una festa giallo-blu. Il 5° scudetto, 4° consecutivo, 3° titolo stagionale dopo Supercoppa e Coppa Italia. Gara 4 a Monza, dopo la rimonta che ha visto Conegliano ribaltare la serie a suo favore. Ed è un'altra battaglia, conferma dello scudetto più sudato dalle ragazze di coach Santarelli, perché le avversarie non mollano. Perso il primo set, pareggiano. Perso il terzo, impattano sul 2-2. E ancora una volta è dunque il tie break a decidere la vittoria. Da Plammer a Silla, da De Gennaro a Voloz, il traguardo è tagliato, ma tutti gli occhi sono ancora una volta per lei, Paola Egonu e i suoi 37 punti d'acciaio. Lei, arrivata alle ultime battute con la sua Conegliano, l'addio, destinazione Istanbul, la prossima stagione, è vicino e sarà proprio contro Istanbul che il 22 maggio a Lubiana l'Imoco andrà a caccia della Champions per chiudere una stagione stellare e i tifosi gialloblu chiedono un ultimo regalo alla Pantera delle Pantere. Lo scudetto più difficile, per questo più bello, spiega il patron dell'Imoco Piero Garbellotto, che spinge le Pantere adesso a concentrarsi sull'obiettivo Champions e ammette forse un ciclo è finito, ma pronti a rinnovarci. Tutte le società sportive hanno dei cicli che iniziano, che arrivano alla maturità e poi finiscono, quindi è importante diremo, ogni tanto rinnovare un po' il roster, rinnovare un po' gli spogliatoi e quant'altro. Questo ci insegnava che la FOPA Pedretti Bergamo, che è una società che ha vinto di più e di tutto in Italia, e credo che noi siamo arrivati alla maturità di un ciclo, che cambiare qualcosina non sia sbagliato, insomma. La sensazione innegabile è quella di un ciclo che potrebbe volgere al termine, magari dopo la conquista della Champions. Il patron dell'Imoco lo sa benissimo, visto la futura partenza della superstella Egonu. Cambiamenti in vista in estate per Conegliano, ma Piero Garbellotto rimanda tutto a stagione conclusa. Quando sarà caduta l'ultima palla ci sarà chi si saluterà, chi resterà, come ogni anno alla fine, no? Poi sarà da fare il mercato. Nel frattempo dunque è meglio godersi l'ennesimo trionfo, il 16° e appena 10 anni di vita di una società che ha macinato record su record. Credo sia stato lo scudetto più difficile che abbiamo vinto e quindi ha un sapore speciale. Io credo che erano anni che non si vedesse una serie scudetto così combattuta, con tanti tie break, partite così lunghe, continui capovolgimenti di fronte poi, perché anche ieri il secondo set dove eravamo avanti di 8 punti ci siamo fatti recuperare e quindi veramente vincente, un bellissimo spot per la pallavolo. Un trionfo che lascia alle spalle il biennio di pandemia che ha costretto i tifosi a stare lontani dalle loro beniamine.
Un sapore bellissimo perché finalmente l'abbiamo rivinto davanti a un pubblico, davanti ai palazzetti pieni, e quindi credo che proprio per questo sia ancora più bello. C'era bisogno di tornare alla normalità, c'era bisogno di rivedere i palazzetti pieni. Scudetto sì, ma non c'è tempo di festeggiare. Prossimo obiettivo il 22 maggio a Lubiana contro l'eterna rivale Istanbul. Credo che sarà la partita delle partite, non sarà nulla di facile e di scontato, speriamo di star bene e di far bene. Prevediamo il 23 maggio quando rientreremo da Lubiana, indipendentemente da come andrà, perché mai che vada siamo vice campioni d'Europa. Prevediamo di fare un brindisi con tutti i nostri tifosi. Adesso le notizie dal Bellunese. E torniamo a parlare di reddito di cittadinanza. Abbiamo visto le polemiche nel nostro telegiornale del Veneto e anche tra i primi servizi della questa edizione di Treviso, e ci sono furbetti del reddito di cittadinanza anche nel Bellunese. Si avvia a conclusione l'indagine della procura delegata dalle Fiamme Gialle con la collaborazione della direzione provinciale dell'INPS, che lo scorso anno ha individuato 35 bellunesi che percepivano il sussidio senza averne diritto. Stanno per essere raggiunti dall'avviso di chiusura indagini e della conseguente richiesta di rinvio a giudizio i 35 bellunesi individuati quali destinatari del reddito di cittadinanza senza averne titolo. L'indagine, di cui si è avuta notizia a dicembre 2021, è stata svolta dalle Fiamme Gialle di Belluno con la collaborazione della direzione provinciale dell'INPS. Un lavoro certosino di incrocio di dati che ha portato alla luce situazioni clamorose, come quella del Cadorino, che aveva presentato domanda di reddito di cittadinanza scordandosi di indicare diverse proprietà immobiliari possedute in Toscana, o della cittadina straniera ospite di una struttura di accoglienza che, pur conoscendo a malapena la lingua italiana, aveva compilato autonomamente la domanda inserendo dichiarazioni non veritiere e attestando la propria residenza sul territorio nazionale. Una platea variegata, quella degli abusivi del sussidio di Stato, ai quali l'INPS ha immediatamente revocato il beneficio e recuperato quanto già erogato per un importo che supera i 100.000 euro. Parallelamente sono state sospese le procedure già in corso per l'assegnazione del reddito per circa 40.000 euro. La procedura di screening dei dati ha consentito di individuare i 35 soggetti che hanno fornito dichiarazioni false sia in relazione alla loro effettiva condizione di difficoltà reddituale e lavorativa che al requisito della residenza nel territorio nazionale da almeno 10 anni. Tra i casi più curiosi risultano quelli di cittadini che hanno dimenticato di dichiarare il termine del loro stato di disoccupazione e l'inizio di nuovi rapporti di lavoro retribuiti, e quelli che hanno indicato nuclei familiari largamente più numerosi allo scopo di accedere alle fasce di contributo più elevate e vantaggiose. Ora il caso è prossimo ad essere discusso nelle aule del Tribunale di Belluno. Una persona è rimasta gravemente ferita in un incidente avvenuto stamane attorno a mezzogiorno in via Feltre, all'altezza dell'istituto Sperti a Belluno. Due auto sono scontrate frontalmente, lo vedete nelle immagini, per causa del vaglio della polizia. Sul posto anche 2 ambulanze e i vigili del fuoco. Altre 2 persone che viaggiavano nelle auto coinvolte nello schianto sono state trasportate al pronto soccorso del San Martino per essere medicate. Il traffico a quell'ora sostenuto è stato deviato in viale Europa. Una persona dunque in gravi condizioni all'ospedale per questo incidente, e sono stati individuati e denunciati i presunti autori del furto messo a segno lo scorso gennaio in un'abitazione di Santa Giustina. Si tratta di 3 stranieri trentenni con dimora nel Trevigiano, denunciati dalle procure di Belluno, Treviso e Vicenza al termine delle indagini svolte dai carabinieri di Sedico in collaborazione con i colleghi di Santa Giustina e del Norm di Feltre. Lo scorso mese di marzo i militari dell'Arma erano riusciti a individuare l'abitazione della banda e a recuperare diversa refurtiva, orologi e borse griffate, monili in oro e materiale edile, oltre a oggetti utilizzati per mettere a segno i furti. I 3 ritenuti responsabili di scorribande malavitose tra le province di Belluno, Treviso e Vicenza, iniziate già nel 2019, sono stati denunciati per furto, ricettazione e tentato furto, quest'ultimo compiuto nella provincia di Vicenza. Un'occhiata adesso alla frana della Busa del Cristo a Perarolo di Cadore, che è monitorata ma stabile. Dall'intervento di un anno fa, grazie all'esplosione di una parte del corpo di frana, lo ricorderete, i benefici sono evidenti, si sono tradotti nel calo di velocità della colata, fa sapere la Regione. La porzione più instabile a valle della Berlinese si muove mediamente con una velocità di circa 1,8 mm giornalieri. Proprio in quest'area verranno posizionate delle mire per tenere sotto controllo l'evoluzione dell'attività. A breve
breve, appena completate le procedure di gara, la Regione con Veneto Strade opererà per consolidare l'argine in destra Boite a tutela degli abitati e il piede di frana in sinistra con diversi drenaggi superficiali e non, e anche con consolidamenti ulteriori attraverso dei tiranti. E adesso invece parliamo di un concorso fotografico inaugurato oggi, legato a un progetto che vede insieme Belluno e Chieti per promuovere la sostenibilità ambientale. Viaggio tra due mondi è un progetto che unisce due istituti scolastici del Bellunese e dell'Abruzzo riguardo al tema della sostenibilità ambientale. Un viaggio dagli Appennini alle Dolomiti, costellato di collaborazioni importanti come quelle con l'Università di Padova, Venezia e il CNR, per sensibilizzare da un lato i ragazzi riguardo alla tutela e salvaguardia del territorio, dall'altro per porsi come luogo d'incontro tra realtà differenti. Gli studenti hanno partecipato con 260 scatti ad un concorso fotografico a tema natura e sugli effetti che l'uomo ha su di essa. Il progetto nasce dalla collaborazione con il CNR e con Ca' Foscari come tema di riflessione sulla sostenibilità in generale e in particolare nel settore turistico. I ragazzi abruzzesi saranno ospiti dei nostri ragazzi e poi ci sarà il viceversa per 4 giorni. E li porteremo a visitare sia la parte più bassa della provincia, quindi zona del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, sia la parte alta, quindi Parco Regionale Dolomiti d'Ampezzo. Infine, ma non ultimo, il concorso fotografico che inauguriamo oggi. Il progetto ha visto riunirsi oggi per la prima volta i ragazzi di Belluno e Chieti, che si ospiteranno e si guideranno reciprocamente alla scoperta dei rispettivi territori. Il tutto finalmente in presenza, un segnale forte di ripresa e di ritorno alla normalità dopo i 2 anni di pandemia. In presenza finalmente, perché è uno scambio che non è solo virtuale di attività, ma è anche alla scoperta dei rispettivi territori, dove i ragazzi faranno da guida ai compagni dell'altro istituto alla scoperta appunto delle rispettive peculiarità e facendo appunto da guida. È stato bello poter condividere questi momenti con i miei compagni dopo un periodo di pandemia lungo. E sì, questo progetto ci ha aiutato a stare in contatto anche con altre culture, con altri posti, come per esempio l'Abruzzo. È stata una grande occasione per noi per collaborare, per fare un progetto, il concorso fotografico che abbiamo allestito e tutto un progetto che c'è stato dietro di preparazione per il turismo. In chiusura parliamo di lupi, un tema che abbiamo affrontato tante volte nella pagina bellunese, ma in questo caso torniamo nella Marca trevigiana con una notizia dell'ultima ora, perché un giovane esemplare di lupo è stato fotografato e ripreso da alcuni abitanti mentre si aggirava con grande tranquillità nel centro di Cappella Maggiore, comune appunto della Marca trevigiana, della fascia pedemontana. Le immagini subito diffuse via social hanno rapidamente popolato i canali appunto del web, accompagnate da suggerimenti di vari etologi ed esperti di fauna selvatica che hanno invitato gli abitanti a non allarmarsi, scrive l'ANSA. Non esistono infatti casi di aggressione a esseri umani, è stato sottolineato. L'unica raccomandazione è quella di tenere in casa gli animali da compagnia. Secondo gli esperti, i lupi giovani raggiungerebbero i centri abitati in quanto allontanati dal loro branco e, superato il momento di disorientamento, di norma ritornano tra i banchi. Con questa notizia si chiude l'edizione trevigiana del nostro telegiornale. Vi lascio come sempre le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e arrivederci. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia. Laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Bentrovati al meteo. Tempo stabile per l'espansione dell'alta pressione che trascina con sé una massa d'aria calda di origine subtropicale. Primo assaggio di caldo estivo con valori sopra la media del periodo. Nel dettaglio sul Veneto la giornata di giovedì 12 maggio sarà decisamente soleggiata. Il cielo si presenterà sereno o al massimo velato. Nel corso del pomeriggio qualche piovasco sulle Dolomiti più settentrionali. Temperature in lieve aumento, minime tra 13 e 16 gradi, massime comprese invece tra i 24 e i 29 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui cielo sereno, sulla zona montana qualche possibile rovescio pomeridiano, specie sulla Carnia. Temperature minime sui 14-17 gradi, massime invece sui 22-28 gradi all'incirca.
Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Dopo il dissolvimento di qualche nube bassa mattutina, il tempo risulterà soleggiato. Temperature minime intorno ai 14-16 gradi, massime oscillanti invece tra i 28 e i 29 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato, a Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.